Non cercare di seguire le orme dei savi di un tempo. Cerca ciò che essi cercavano. Bascio. Buongiorno a tutti e bentrovati. Oggi vi parlerò di un rituale di antiche civiltà, di antiche tradizioni, come la cinese, l'indocinese e la thailandese, che praticavano e consigliavano per liberarsi dallo stress ed avere una sensazione di leggerezza. E vi giuro che la settimana scorsa ho fatto un massaggio, uno di questi massaggi, che di quello di cui parleremo oggi, a una signora, e alla fine mi ha proprio detto che si sentiva leggera, come svuotata, ma in senso positivo. Mi ha detto proprio una sensazione di leggerezza. E evidentemente questo è l'effetto che fa questo massaggio. Stiamo parlando del bambù, del bambù, del trattamento con il bambù. Al bambù viene attribuita un'importanza proprio a livello di simbologia. Infatti in Oriente è l'emblema dell'eterna giovinezza, il bambù. Inoltre raffigura il successo e quindi ovviamente la fortuna, e non manca di rappresentare il benessere perché è anche un simbolo di salute. Pertanto viene consigliato come rimedio contro lo stress e nonché viene considerato un elisir di bellezza. Pare inoltre che in Cina un tempo avessero la convinzione che il bambù avesse la capacità di fare fluire l'energia nelle sue canne, all'interno delle sue canne. Quindi se dovevano ristabilire, riequilibrare il livello energetico di una persona, usavano le canne di bambù perché sembrava che allo stesso modo, visto che l'energia circolava all'interno delle canne, allo stesso modo poteva assorbire l'energia in eccesso, in maniera che la persona avesse un equilibrio energetico subito e che gli portasse benessere. Quindi il bambù indubbiamente ha delle particolarità, per esempio è ricco di silicio e per questo viene usato in cosmetica, in cosmesi, hanno fatto delle creme, dei preparati, delle cose appunto perché il silicio fa molto molto bene alla pelle, agisce proprio in profondità. E quindi per rinforzare il massaggio col bambù spesso si usano questi prodotti al bambù. Ci sono diversi modi di procedere e chiaramente non tutti sono uguali, però tutti quanti hanno le stesse caratteristiche perché il massaggio ha quei benefici, dà quei benefici, quindi anche se il modo di procedere è diverso, il fine e l'obiettivo è quello. Il massaggio col bambù stimola la circolazione linfatica e la circolazione venosa, abbiamo detto che è un grandissimo antistress, quindi dà questo senso, agisce molto sui linfonodi, sulle zone, sulle stazioni linfatiche, proprio perché la canna comunque viene fatta scorrere in un certo modo in certe posizioni del corpo, per cui dà questo beneficio. Ovviamente la pelle ne trae un grosso vantaggio perché risulta poi idratata, più distesa e più rigenerata, quindi più levigata. Ha questo fortissimo, questo grandissimo risultato drenante e ovviamente è detossinante perché se noi stimoliamo la circolazione linfatica avremo anche quel beneficio. E dal punto di vista olistico ecco come agisce, perché anche questo trattamento coinvolge il corpo, la mente e lo spirito, perché appunto, come abbiamo detto, è un grandissimo antistress e hai una situazione di relax molto 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 profonda.
Ovviamente, come in tutti i massaggi olistici, le manovre agiscono in sinergia, quindi con l'ambiente, la musica, i colori, affinché tutto sia armonico ed equilibrato, proprio per donare benessere. Io vi parlerò del mio modo di eseguirlo. Innanzitutto c'è la preparazione, che consiste in un, chiamiamolo un pre-massaggio, cioè le mani dell'operatore scorrono sul corpo del ricevente con movimenti lenti, molto lenti e fluidi, circolari, per passare un preparato speciale al bambù oppure qualcosa che lo sostituisca, ma che sia finalizzato ehm, all'esfoliazione della pelle, per cui per eseguire questa dolce esfoliazione. E, ehm, e quindi è come ricevere già un massaggio e già questo rilassa, distende e la persona cercherà cioè metti la persona in condizione di rilassarsi per poter ricevere tutti i benefici del massaggio successivo. Comunque dopo che ho passato questo preparato, la carezza cambierà consistenza e anche sensazione, perché poi passerò una manopola morbida, umida, calda, ehm, e dopodiché subito tamponerò con un'altra manopola in maniera che la pelle comunque risulti asciutta in preparazione appunto del massaggio, ma in questo modo il corpo è disposto a ricevere tutti i benefici del trattamento che verrà. Dopodiché le carezze cambieranno ancora, ci saranno delle nuove carezze perché l'operatore stenderà sul corpo una miscela. Io nel mio caso uso questa miscela che è composta da un olio che contiene diversi oli essenziali come le mandorle, la nocciola, il germe di grano, il finocchio, il ginepro, la lavanda e quindi già è un mix di suo, quest'olio viene miscelato con un balsamo di fiori termali. E anche questo balsamo ha le sue caratteristiche, delle sue proprietà, perché contiene fior di lotto, trifoglio, ma contiene anche germe di riso, che in questo specifico caso il germe di riso ha un altissimo contenuto di toccoferolo, cioè la vitamina E, che è la vitamina della pelle. Quindi questa combinazione è un ottimo alleato per una rigenerazione cellulare. Allora, dopo che abbiamo steso questa miscela e quindi preparato la pelle a ricevere il massaggio, ecco che arrivano i protagonisti del massaggio, che sono questi speciali bastoni, queste canne, che vengono fatti scivolare e scorrere in maniera diversa, in diversi punti, per aiutare la circolazione linfatica, per aiutare la circolazione sanguigna, in maniera che il ricevente possa beneficiare di questi effetti drenanti, decontratturanti ehm, e, ehm, e che e questo fa di questo massaggio un massaggio particolare sia per l'uomo che per la donna, anche se in realtà ehm, tutti i massaggi vanno bene sia per l'uomo che per la donna, perché dovremmo pensare che l'uomo non debba godere di queste tecniche di rilassamento che comunque attenuano le tensioni, riattivano la circolazione e stimolano le percezioni sensoriali. Le canne di bambù, inoltre, sono rimodellanti perché ristrutturano la silhouette, levigano la pelle e certo per fare questo non è che basta una volta sola, ma sicuramente dopo un trattamento di questo tipo
che è comunque defaticante, riaffermante e rilassante, sicuramente dopo un trattamento di questo tipo abbiamo raggiunto l'obiettivo di armonizzare il corpo e la mente e quindi anche lo spirito ne avrà tratto beneficio. Ecco il senso olistico di questo massaggio. Quasi tutti i massaggi sono olistici se sono fatti in un certo modo, perché comunque il concetto della cura del corpo è un concetto che deve riguardare l'insieme, non puoi prescindere da una cosa piuttosto che un'altra. Cioè, il corpo è uno, ma del corpo fa parte anche la mente e fa parte anche lo spirito. Quindi il concetto olistico, se il massaggio è fatto con amore, se il massaggio è fatto con criterio, se il massaggio è fatto per donare qualcosa, il concetto olistico lo troviamo sempre, perché il massaggio agirà sempre, comunque sia sul corpo che sulla mente che sullo spirito e quindi sarà un massaggio olistico. Benissimo, io anche per oggi mi fermo qui perché è talmente piacevole raccontarvi queste cose che io rimarrei qua anche delle ore. Però dobbiamo lasciare lo spazio anche alle altre rubriche, e, che sono interessantissime anche quelle, ma comunque voi potrete andare a vedervele tutte quante, sia la mia che le altre, sulla pagina della radio che è www.venetoglobe.com e la mia rubrica è la rubrica del benessere, però ripeto ce ne sono anche tante altre molto interessanti e poi se invece appunto volete sentirmi, io il nostro appuntamento è il lunedì alle 11:30 su Radio Conegliano, quindi RC, frequenza 9060. Poi ci sono anche le repliche e ci sono comunque delle bellissime musiche e tante altre trasmissioni interessanti. Se invece volete vedermi, perché è bello raccontarlo, ma è molto più bello riceverlo. Quindi se invece volete vedermi, ma per qualsiasi motivo, anche per informazioni, oppure per curiosità, perché volete conoscere il mio centro, perché volete vedere dove lavoro, allora non mancate di chiamarmi ai numeri 3 4 5 8 12 0427 oppure 349 190 6880 per qualsiasi cosa, ripeto, anche per curiosità. Se volete prendete un appuntamento oppure semplicemente mi venite a trovare e facciamo una chiacchierata. Io sono a Conegliano, però come sapete ricevo anche a Treviso, però ricevo previo appuntamento. E quindi io vi abbraccio tutti e ci sentiamo la prossima settimana. Un abbraccio a tutti da Fatima.